Spero di... Rimosso, perché ho Buono. mangiato qualcosa. Sarà scaduto. Ah, si toglie automaticamente? Sì, sì. Non lo sapevo. Infatti no. Ce l'ho la pistola addosso. Ok, adesso sì. E almeno prima che stacchi fai un po' di riso. Massimo. Bello l'X7. Oh, un pazzo, un pazzo. Staziono appena sono fuori dal cancello di comando. Io però dovrei stare Grazie. Maglia rossa. Vado, fermati, fermati. Fermo zio, sei Sali in puntato. macchina, qual è? Che è Oh zio, uno zio, scende, zio, uno zio. scende. Mi sentite? Oh, Ferdi, io sto comprando. Mi senti? Sto prendendo 50 È mila. ancora dentro, raga, è ancora dentro. Tu mi Aspettate. senti? Raga, mi sentite? Mi sentite? Caro, mi senti? Quello sta dentro, sta. Quello là Ma con si è i capelli, capito? quello là coi capelli rossi. No. Ma perché cosa devi prendere? Figlio, Dimmi, che dimmi, dovevo dimmi. venire del cuore. Io ho mezzo Dai. milione, mi voglio comprare una bella macchina super cara e Luce. velocissima. Luce, cioè lo Ma lui non gira, fa schifo. No, calmo, calmo. No, oppure una scheda in full kit, se la fai o no. È brutta. Chi è di questi? Chi è? Tu due. No, 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 non È è tipo uno nessuno di loro. supercar. E dove sta? Riconosco, Lambo. riconosco la voce. C'è la Lambo, c'è il Chi c'è Murcielago, mi dentro? sa, c'è la Murcielago. La Porsche non le so proprio, quella vabbè. E io ancora non sono alla Oppure vuoi Sta fare cambiando. Sta cambiando uno dei però nostri. il Q8 un po'. Rimane uno la dentro, sette, rimane uno dentro a fare i cazzi. A trovare, però Capisci quanto aspetta. esce semplicemente. Noi nascondete il Car... rimane. Ma ecco qua sta la Bravo, seconda mano. nasconditi Cioè, qua, è bravo. brutale. No, io posso tranquillamente... Ma dentro non c'è nessuno. No, aspetta che io ho la maschera. Ah, togli la maschera. L'ho tolta. magari una bella ma non gira. Anzi, sai che ti dico? Aspetta un attimo. Fammi vedere se posso entrare da qua. Ah no, aspetta. No, le ha chiuse perché... Vabbè. Quello che sono nella prima volta. Mercedes CL di quest'anno. Quello Ma tipo non il quello. SUV. Quello di Borghesi. No, non è intendi. tipo... No, perché non è 7.0 avevo. Stauto, ok, tipo che si chiamava... Era tipo bellissimo. Aspetta, quel SUV a quattro porte della Mercedes là. Quattro Non era un super, era porte. tipo una supercar. Però allora, io ho visto al Shinoda che ci sta uno che si chiama GL75, ma non è quello, speriamo che lo quello. Mhm. Chi è che lavora qua? Dove hai già? Mi sa che sono di lì qualcuno che lavora qui. Mm. Jack Riccardo, Jack Ferdi. Ecco, l'ho trovata! Cazzo. Si chiama CL65MG. C'è la signora Non gialla? lo so, non ce l'ho qui in mente. Lo capito Ah, la vendono. cacchio di lavoratori, sono morti. No, la moto del... No, questa è la moto... Ah, ok, niente. Come? Sembrava la moto quella del pass. Poi, Ora, Oh, ma... allora, tranquillo, tranquillo. Oh, sono messi... Permesso. Caro, lavori qua? No. Niente, vabbè.
E niente. Oggi cazzo, Pieterina. Oh, Brian, macchina questa? Sta scappando nel Porsche, nel Porsche, nel Dai, Porsche. dai, corri, Porsche, corri, Porsche, corri. Porsche, Porsche, Porsche. Ah, quello è il Porsche Import, fra. Mm? Quello, se è il Porsche Import è un bordello. Troppo veloce. Lo so, ma noi lo prendiamo. Possiamo andare Destra? dalla strada. No, a sinistra, fratello. Fatti dare la posizione dove sta. Sì. Dobbiamo andare verso. C'è uno che ci suona dietro, non so chi è. Raga, e noi stiamo con la Lambo, quindi non possiamo fare quella strada. Arriviamo dalla strada principale. Dove stanno? Civico, ragazzi, civico. Prima del casello. Direzione città. Ok. Ho detto che faceva quella strada là. Aspetta. Ho messo la maschera? Sì. Dopo mettila pure tu, Non uscire, sei in azione. Facettatelo. Fatelo salire in moto. Dove è andato? Dove è andato? Andiamo via veloce. Via, via, via. Via, ragazzi, via. Dai, ma che state scherzando? Vedi, ste piccolezze mi fanno incazzare perché facciamo delle belle cose e poi ste Ah, piccolezze sì. mi fanno. Vabbè, può capitare. Mannaggia, oh. Oh, dove Destra? dobbiamo andare? Non lo so. Dove state andando? Al. Seguiamo loro, sì. Sì, segui loro, loro sono la macchina che ci serve. Lo stronzo si era cambiato. Staccate i dispositivi. E io non posso parlare perché lui mi conosce, ok. Ok, vai tranquillo. Magari ti segue. Noi siamo la Lega, ragazzi. Diglielo. Ok. Vai tranquillo, tanto non. Può uscire? Aspetta la macchina grossa, facciamo una cosa. Ok, ti già pensato lì. Posso accendere solo io, lo posso accendere. Oh, non posso parlare? Sì, tranquillo. Mi conosci. A parte che non potrebbe a prescindere. Sì. Spostatevi che ho capito cosa bisogna fare con lui. Ok, no. No, hai preso me. Ragazzi, prende i dispositivi,
Rimanete tutti in ordine. Ho già capito, ho già capito. Andiamo, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Mi Già sentite capito. adesso? Sì, 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 Certo. carissimo. Ok, Vai, a posto. andiamo giù. Tanto non può fare nulla, è appunto da 30 Sì, sì, lo so, però. Non si sa mai. Puoi chiedere se qualcuno è rimasto all'entrata della diga. Ragazzi, qualcuno è rimasto all'entrata della diga? Controllo io. Stiamo noi. Oh, X. Poi. Stiamo io e te, qua su? Sì, volendo sì. Ok. Ma non dovrebbe venire nessuno. Oh, L, a te che conosce, sali su. Fra. Anche su. Ah, sì, dai. Poi te la ridiamo tutta. C'hai pure una mazza. Bella, sì. Ma quante cose abbiamo nelle tasche? Tolgo? Te le tasche piene, ragazzi. Hai finito? Perché sciogli? Perché sciogli? Va bene pure così. No, no. Togliti le monete. Togliti. Togli fasce. Togli fascetta, caro. Me la tolgo io la fascia. Ho capito, faccio io, fermo. Ragazzi, distruggo i dispositivi, Sì, No, sì. vai, rompi tutto, rompi tutto. Allora, bello. Ti piace la situazione? Sì, sì. Visto che bella situazione creato? Visto? Sparato io. Sì. Tu perché ieri hai messo piede dove non dovevi mettere piede? Sai che cosa succede a persona che mette piede al posto sbagliato? Mm. Mm? Sì, anche. Uff, cosa? Hai tutte queste pistole puntate sulla faccia? Appunto, che devo... E non hai nemmeno paura? oh, ma ho paura. Poi a me sembra Si che ieri vede la sera tua non era. paura. A me sembra che ieri sera non era da solo. Chiama un po' il tuo amico. Chiama un po' il tuo amico Appunto. anche. Chiamacela, no? Chiamalo. E se mi date il telefono, cerco di chiamare. Ragazzi. Dategli il telefono. Dategli un telefono e fatelo Anzi, chiamare. anzi, no, no, no. Anzi. Visto che non mi fido di te. Tu che fa sempre il furbetto. Lo sai che se tu fai la chiamata sbagliata sei morto. Io devo chiamare lui, te lo chiamo avanti a me. Metticelo in viva voce, dai. Ce Dategli lo il metti in te lo viva telefono. metto voce. in viva Dategli il voce. telefono. Dategli il telefono. Lo metti in viva voce e lo fai venire esattamente Dove? qua. 561, Sì, da solo deve venire però. Se viene con Metti il viva voce. qualcuno fa una brutta fine. Verrà Fa una con brutta... i suoi amichetti. Se viene con i suoi Vedo se amici, arriva gente fa una brutta effettivamente da fine. sola. Ragazzi, venite qua, ho trovato un ping, scusami Vic, ti ho preso ma non ci servi Vai. su. No, tranquillo. Vieni qua, vieni qua. Vado io, bastano solo due, ragazzi. Victor. Poi. Dimmi. Ragazzi, ecco, bravo, vedetta di sopra. Siamo tre sopra, ragazzi, siamo già Deve tre venire da sopra. solo. Deve venire Ok, dai. Come si scende? Come si scende sotto? Devi avvicinarti pianissimo, però. Vai pianissimo là. Sì, A posto. aspetta Beh, che... ragazzi, allora sentite, fammi una roba, io almeno vado giù allora. Cazzo mi sto a fare giù? Ma stiamo Cioè, qua, qua. sì, sulla strada. Io vado giù, tanto siete tanti. Sì. Ok. Sta avvenendo, Ha fatto la stronzata che ha chiamato e gli ha fatto capire, intendere che devono venire in tanti qua. Ah. Bene. Non puoi sparare, mi raccomando.
forse viene qualcun altro, Ecco. Forse viene qualcun altro. Ha fatto venire Riccardo, deve venire Riccardo. No, sta venendo altri con Riccardo, mi sa. Un altro? Niente. Avrà un bel po', secondo me. Tu quando mi fai parlare tu, devo parlare tu, e allora parliamo tu. Prima che magari succedesse qualcosa ieri e non so cosa ti è successo, ti sto chiedendo ieri dove sei stato? Cosa hai fatto? Sei passato da un posto dove non dovevi mettere piedi, dove non dovevi passare? Sì, ma non mi devo ricordare, cioè non so come... Allora, io non ti sto chiedendo cosa è successo dopo la tua morte, hai capito? Quindi è inutile che continui a fare il finto tonto per temporeggiare che arrivano i tuoi amici. I tuoi amici sono tutti morti se adesso vengono qua a cercare di fare qualcosa per te. E tu compreso. Vorrei evitare di ammazzarti anche stasera, Sopra ci sai? sono 12 persone che Mi è mirano. stancato. Quindi adesso o collabori e parli, io ti lascio in vita e te ne vai a continuare quello che volevi fare stasera, o altrimenti stasera salta la testa di te e di tutti i tuoi amici. Quindi ora sii collaborativo, te lo dico per l'ultima volta. A che ora è successo questo? Io non ti sto chiedendo l'orario. Ti ho detto, ieri è successo qualcosa e tu lo sai benissimo, quindi dimmi Che, cosa hai fatto che sono ieri. entrato in quella cosa là? Oh, All'865. Eccolo, là come non mi mai dovevo sei entrato ricordare, là però vabbè, dentro? mi Dimmi. sto ricordando No, no, così, no, stiamo no, parlando No, fuori. tu io ti non sto Parliamo ricorda, parlando fuori. fuori, tu io ti, non ri- sto tu ti parlando ricordi, fuori. tu ti ricordi il perché ci sei andato là, non ti ricordi il perché sei morto e come sei Esatto. morto. Tu Quindi ti non ricordi cercare il di fare perché sei tranelli o cose andato del là, genere. Rimani in riso e perché patate. stavi là. Tu ieri che cosa hai fatto? Perché sei andato in quel posto? Perché sei passato di lì? Bello mio, il tempo sta per scadere, te lo dico. Quindi ti conviene iniziare a parlare. Ti conviene iniziare a capire che noi non stiamo scherzando. Tu là dentro non ci devi mettere mai più piede, ma tu nemmeno più devi fare... Scusa, Col- Tu quel posto là te lo devi dimenticare, hai Già me lo sarei capito? dimenticato, solo che mo mi No, devo ricordare. perché ci sei Come? andato. Ci sei andato. Non ci dovevi neanche andare là. Hai sempre saputo che là non ci devi andare. sei un po' troppo dolce con sto ragazzo. Ascolta, è arrivato? È arrivato qualcuno, Sì, ragazzi? sì, è arrivato qualcuno, hanno visto arrivare un mezzo, non si sa chi è. Mhm, molto Un bene, mezzo a molto bene. Stasera 5 vuol dire che porte. qualcuno riceverà una bella festa. Sono contento, sai, anche i miei ragazzi C'è sono una molto macchina bianca che contenti. arriva, L'unica da cosa di quello cui che non sono mi... contento è il fatto che tu forse stai mettendo forse il piede nella parte sbagliata. Che dici? Eh? Che ne Ok? pensi? È abbastanza chiaro o no? Devo continuare a ucciderti tutte le sere, tutte le volte che entri in città? Dimmi. Dobbiamo continuare all'infinito con questa storia? Giuro, mi sembrano troppo brave queste persone, io ti avrei già mitragliato. Ascolta, Appena arriva il suo amico, vediamo di da farsi. non sprecherò più fiato da adesso in poi. Se il tuo amico viene con altra gente, tu stasera finisci nel bagno coi pesci, bello mio. Tienilo puntato. A pesca. Stasera ti va a fare un bel bagnetto. Continui a non parlare? E che devo dire? Appresso a lui E mi che sono devi trovato là dire? No, dentro. sto a parlare da solo, io parlo da solo. Mi sono trovato appresso a lui là dentro. Fate venire a lui, ve lo dice lui, che lui ne sa di più. Molto bene, adesso vedremo. Potete portare qualcuno che ha delle coscette qui? Arriva un ospite speciale, arriva un ospite speciale anche un'altra macchina. Uè, Uè, Vito, uè, dimmi. uè, dove stai? Ora fa una Rimanete roba, qua che mi è giunta però voce che è arrivata un'altra poi macchina. Rimani stacco un qua con lui. attimo. Questo chi è? Vabbè, chiami quando ci sei allora. Babbo, Ci sei babbo, dopo. Parlatelo per babbo. favore.
Ciao ciao Vito. Ciao ciao. Mi ricordo Ciao, una ciao. chiamata che dovevo venire, che lui, non lo so, mi avete chiamato. Ma che cosa ha combinato questo disgraziato questa Castelli. volta? Cosa ha combinato suo nipote? Non ho di... Ma guarda, non sapevo, vorrei saperlo anch'io, mi stava da chiamare. Mi scusi, che mi impicciava. Prego, continui pure. Mio nipote. Sì, è morto il ragazzo. Continui Cazzo, pure, ma chi è prego. questo? No, vabbè, non ci credo. No, ragazzi, sto sbagliando questo. Allora? Non sapevo cosa ha combinato mio nipote, vorrei saperlo anch'io. Ah, vuole saperlo pure lei? Sì, se è Bene, possibile. suo nipote ieri è entrato dove non doveva entrare. Ok, ha messo il piede in un posto sbagliato. Beh, sa, chi mette i piedi nei posti sbagliati purtroppo fa la fine del signore dietro di lei. E potrebbe gentilmente riferire a suo nipote come biglietto da visita che questo non è nemmeno una piccola parte delle persone che si arrabbiano se voi continuate a mettere i piedi nelle zone sbagliate? Va bene, va bene. E Però faremo saltare le vostre teste ogni volta che sarete disponibili in città, ve lo diciamo. Non siamo neanche la metà questi. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.